vincitrice dell'edizione 2020 della Capri Napoli, Arianna Bridi. Arianna, quando c'è stato un momento nei tuoi allenamenti in cui hai avuto, diciamo così, il sentore, la certezza, il sentore di poter arrivare prima? No, mi fermo una parola prima, avevo il sentore di arrivare, cioè nel senso già finire una gara così impegnativa era un obiettivo e ero qui per questo sinceramente. Quanto tempo di allenamenti ci sono voluti? Allora, è stato un po' più difficile rispetto al previsto perché ci siamo fermati un mese ad aprile completamente per il lockdown e quindi diciamo che da poi quando è stato maggio ci siamo concentrati un po' di più sui campionati italiani di fondo, quindi 5-10 km e poi gli ultimi 10 giorni abbiamo fatto degli allenamenti un po' più specifici per questa gara qua, però comunque sono anni che mi alleno per la disciplina del nuoto di fondo, questa è stata il nuoto di fondo un po' di chilometri in più. E allora ci stavi dicendo, diciamo così, quel sentore di arrivare prima, insomma ce l'hai avuto, insomma prima ancora no, magari non so se non durante gli avvenimenti, ma durante la gara. Allora, sapevo che stavo gareggiando con la migliore atleta di fondo degli ultimi anni e soprattutto un'atleta imbattuta penso dal 2015 in qualsiasi gara più lunga della 10 km, quindi non mi sono mai illusa, ho sempre detto ce la posso fare perché ho le energie, però mantieni la freddezza, la calma e cerca di fare tutte le cose con la lucidità possibile. E alla fine sapevo che avevo lo sprint perché me lo sentivo nelle gambe, quindi ho detto aspetto quel momento lì, rimango lì con lei e ci provo là. Senti, c'è un momento in cui l'atleta, diciamo, supera la soglia del dolore. Quando è che hai provato questa gioia, questa liberazione di superare la soglia del dolore e quindi di non avere più limiti? Bisogna dire che la nostra gara è partita abbastanza forte, nel senso che dopo una prima ora molto tranquilla i ragazzi brasiliani hanno iniziato a spingere parecchio, io mi sono messa dietro di loro, dopo 2 ore e mezza a spingere molto intensamente e nella mia testa c'era il pensiero ce la farò, non ce la farò, continuare così. Sono riuscita a trovare un equilibrio tra fatica e nuotata fluida, quindi dopo più o meno 4 ore e mezza di gara così ho iniziato a stare molto meglio. Ho capito, e quindi là in quel momento là hai detto superato? Ce la posso fare. Ce la posso fare. Grazie Arianna. Grazie. Ciao. Ritengo proprio di sì, è un bilancio positivo perché diciamo, abbiamo avuto un livello qualitativo altissimo, sono stati pochi partecipanti che sono arrivati ma tutti di livello qualitativo altissimo, io lo dicevo, magari non mi si credeva fino in fondo e credo che l'abbiano dimostrato oggi perché diciamo, quelli che sono arrivati anche fuori dal podio a livello maschile hanno battuto il record, quindi diciamo, hanno dimostrato il loro valore e hanno dimostrato che comunque la Capri Napoli è un evento, un grande evento sul quale ovviamente io ho puntato tantissimo nel corso di questi anni e mi auguro che possa finalmente farlo anche la città, cercando ovviamente dopo questa pausa che c'è stata per il mondo magari di riprendersi e di puntare su alcuni eventi che ritengo siano tradizionali e storici per questa città. Grazie. Eravamo in barca tutti insieme, tutti noi atleti e ci siamo divertiti, ci davamo il cambio, in qualche momento ci buttavamo tutti insieme, nuotavamo dei pezzi insieme, quindi è stato bello e poi è impressionante come un atleta possa fare da solo invece da Capri Napoli, quindi eravamo un po' in parallela alla gara vera e propria e vedevamo gli altri che nuotavano ed era incredibile. È stato veramente un plauso all'organizzazione che è riuscita poi alla fine a realizzare questa gara che era quasi insperata, ma è realizzata. Ma sicuramente si partiva dal presupposto che era difficile mettere insieme degli eventi. Noi comunque non siamo fermati e appena possibile siamo rimessi in moto e abbiamo fatto in maniera tale che ovviamente l'evento si potesse realizzare e abbiamo lavorato ovviamente al meglio per fare in maniera tale che gli atleti potessero giungere in sicurezza, che tutto potesse svolgersi in sicurezza e quindi un grande lavoro ma un grande risultato ottenuto. Siamo
stati 7 ore in barca insieme e ci siamo divertiti, ci siamo conosciuti perché io non li conoscevo neanche personalmente, ci siamo dati un sacco di consigli, ci siamo raccontati le nostre storie. E sono cose che nel mondo del nuoto, dello sport non capitano spesso di stare tutti insieme, quindi vedevo che loro erano super contenti, io ero super contento di stare con loro e niente, è stata una giornata divertente per tutti noi, quindi è stato bello. Terzo classificato in campo maschile Alessio Ottipinti, Italia, che ha chiuso con il tempo di 6 ore, 5 minuti, 8 secondi e 2 centesimi. I centesimi sono importanti in questa circostanza perché, come avete potuto vedere, sono davvero arrivati uno vicino all'altro. A premiare Alessio Ottipinti Ernesto Ardia, vicepresidente del Circolo Canottieri Napoli. Ecco Ernesto. La coppa sì. Foto. Grazie Ardia. Secondo classificato, sempre dall'Italia, Matteo Furlan, tempo ufficiale 6 ore, 5 minuti, 8 secondi e 0 centesimi. Queste due persone sono state divise, questi due atleti sono stati divisi da 2 centesimi. A premiare, l'abbiamo praticamente fatto apposta, Luca Piscopo, coordinatore del gruppo sportivo Fiamme Oro. Ecco Luca. Il pugno, il gomito, ecco. Grazie Luca, foto di dito. E anche Luca Piscopo si può allontanare, grazie ancora. Primo classificato, è venuto dall'Olanda a mettere la mano davanti rispetto ai due nostri atleti italiani, Marcel Schouten, 6 ore, 5 minuti, 7 secondi. Sono divisi da 1 secondo e 2 centesimi, i tre primi arrivati. Richiamo Roberto Valori, presidente della Federazione Nuoto Paralimpico, ecco, per consegnare il premio del primo classificato all'olandese Schouten. Un applauso. Foto. Presidente, grazie. E adesso si può avvicinare il dottor Fabio De Concilio, perché anche quest'anno Capri Napoli è trofeo Farmacosmo, anche quest'anno per il terzo anno consecutivo si è rinnovato questo straordinario momento che ha portato a tanti successi e quest'anno ha portato anche a questo straordinario momento record, perché va detto, il record è stato abbattuto da Reani Abridi, ma va detto che tutti i primi 5 sono scesi sotto il precedente primato e questo è davvero un aspetto importantissimo che denota davvero quanta voglia avevano questi atleti di tuffarsi in mare. Fabio De Concilio consegna il premio Farmacosmo 2020 a Marcel Schouten. Foto. Grazie, grazie De Concilio, ci vediamo poi per la premiazione ovviamente anche a femminile. Un attimo solo, inno nazionale e foto. In olandese. E con l'inno nazionale olandese si chiude la premiazione al maschile, non prima però per sempre Marcel Schouten un riconoscimento da parte del caffè Gambrinus, grazie al patron. E questo lo terrà sveglio per 6-7 giorni. Questo è ristretto, questo è ristretto.
come dire, più lo mandi giù e più ti tira su, e non è frase del sottoscritto, come sapete, ma è valida in questo caso. Grazie. Adesso prendiamo un elicottero per portare via tutto. È molto pratico, molto pratico. No, ti diamo la busta così. Non la vuoi la busta? No, più pratico. Grazie a tutti. E come c'è stata un po' la mancanza del richiamo internazionale, cosa è dovuto questo? No, in realtà non c'è stato un richiamo, una presenza internazionale ridotta, era ovviamente legata al fatto ovviamente il Covid che ha impedito ovviamente a molti nuotatori di voler giungere. Avevo praticamente, mentre c'era la gara, ero in contatto con i nuotatori argentini, tutti seguivano la manifestazione, a tutti è dispiaciuto non poter essere qui, normalmente sono almeno 6-7 nuotatori argentini, altri brasiliani che sarebbero potuti venire, non sono venuti. Ovviamente la brasiliana che era qui è potuta arrivare in Italia semplicemente perché era già in Europa da qualche mese, quindi ovviamente ha fatto una sorta di quarantena qui in Europa. Quindi diciamo comunque gli altri stranieri, anche gli statunitensi, hanno avuto problematiche nel poter arrivare, quindi la problematica è stata questa, non è una problematica di mancanza di appelli dell'evento che anzi a livello internazionale è conosciuto, ma ovviamente sono state le problematiche legate al momento storico che stiamo vivendo. Sì, diciamo, noi ovviamente anche come organizzazione ci siamo dovuti fermare, è stato difficile rimettere in moto la macchina quando siamo dovuti ripartire, però l'abbiamo fatto ben volentieri, ci abbiamo messo tanta passione e quindi credo che questo sia stato importante quest'anno per noi e abbiamo dimostrato ancora una volta che comunque malgrado le difficoltà si possono mettere in piedi delle grandi cose, dei grandi eventi e la Capri Napoli quest'anno sicuramente è stato uno dei pochi eventi che purtroppo è stato realizzato ma che ha regalato fortissime emozioni. Appuntamento al prossimo anno con la 56esima edizione, mi auguro che il clima sarà differente, mi auguro che ovviamente in generale a prescindere dalla Capri Napoli che tutto si risolva e che ovviamente si possa nuovamente ripuntare su un'altra grande edizione con questi grandi campioni, con queste grandi campionesse e ovviamente un punto di partenza importantissimo per noi e da qui vogliamo nuovamente partire e ricostruire una grande edizione per il 2021. La prima classificata, segnali di questo tempo perché oggi si è scritta la storia della Capri Napoli. 6 ore, 4 minuti, 27 secondi e 6 centesimi, il nuovo record della gara. L'ha stabilito Arianna. Se tra stasera e domani leggete che vince la Capri Napoli con il record assoluto della manifestazione, meglio di quando hanno fatto gli uomini sempre, e leggerete che l'ha fatto una che abita a Trento, non avete sbagliato, è così. Invito a premiare la prima classificata e nuova detentrice del record della Capri Napoli, il presidente della Fincampania, Paolo Trapanese. Ecco Paolo. Sì, quando... Fatele fare 36 km a nuoto ma non alzare la coppa fino al cielo. Ah, ok. A posto, grazie Paolo. Restate sul podio perché dobbiamo ovviamente anche in questo caso consegnare, e invito il dottor Fabio De Concilio, è già qui, vediamo la coppa in qualche modo, responsabile di Farmacosmo, a premiare prima classificata assoluta dell'edizione 2020 della Capri Napoli, Arianna Bridi. Ma la facciamo sentire che non siamo stanchi.
l'inno ce lo godiamo tutto. Grazie. Vincitrice dell'edizione 2020 della Capri Napoli, Arianna Bridi.